la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Va ora in onda, lo sapevate che il giusto equilibrio tra mente e corpo conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplicimail@gmail.com. Bentornati amici ascoltatori. Allora, adesso andiamo ancora ad aggiungere sempre informazioni riguardo appunto alla dieta mediterranea. Abbiamo parlato appunto della presenza di acidi grassi essenziali e i vari seri omega 3 e omega 6. Per quanto riguarda poi le proteine, a parte il pesce per le sue quantità di grassi benefici e il latte ricco in minerali fondamentali, i ricercatori si sono soffermati sulle uova, che sono sempre state demonizzate, invece hanno scoperto che sono una vera farmacia, un concentrato formidabile di nutraceutici. Ecco alcune delle loro straordinarie proprietà. Sono ricche di vitamina A, D e K. La prima, cioè la A, è essenziale per la vista e un suo deficit riduce le capacità visive notturne. La seconda, che abbiamo detto che è la D, ci aiuta ad assorbire il calcio e aumentare le ossa più sane. Poi c'è la vitamina K, infine, ed è importante perché la coagulazione del sangue serve molto e anche per la salute delle ossa. Fanno perdere peso e prevengono il diabete perché la leucina contenuta nelle uova contribuisce a ridurre la perdita muscolare e aumenta la combustione dei grassi. Inoltre aiuta a ristabilire i livelli di zucchero nel sangue. Sostengono la salute mentale perché sono ricchi di minerali, in particolare di iodio, che è indispensabile per la tiroide, che è la ghiandola che produce ormoni che regolano la crescita. In casi estremi un deficit di iodio può portare allo sviluppo di problemi psichici e i sintomi più comuni di carenza di iodio sono la secchezza delle cute dei capelli, depressione, irritabilità e deficit di memoria. Prevengono anche il cancro. Sembra che le ragazze adolescenti che mangiano uova abbiano meno probabilità di sviluppare il cancro al seno in età avanzata. Sebbene la dieta mediterranea ideale sia da considerarsi una delle migliori scelte sotto il profilo nutrizionale, le abitudini nostrane comprendono anche il frequente consumo di carni insaccati e altri alimenti che sarebbe meglio centellinare, cioè dico un po' ridurre, perché la carne alla griglia, ad esempio, va eliminata, ma non tanto per la carne in sé, ma è proprio perché si vuol fare a meno e innanzitutto sceglierla, innanzitutto di buona qualità e di provenienza garantita. In questo modo evitiamo, almeno in parte, che ai residui tossici di cottura si associno anche i residui di ormoni e altre sostanze cancerogene utilizzate nell'allevamento del bestiame. Molto importante è anche evitare i tagli di carne più grassa, poiché è proprio il grasso subire le alterazioni maggiormente dannose con il colore della cottura. Per questo motivo è utile limitare l'aggiunta di olio alle pietanze mentre stanno ancora cuocendo. Bisogna inoltre evitare alimenti evidentemente carbonizzati o almeno avere l'accortezza di raschiare via le parti abbrustolite. Infine, quando ci si concede allora un piatto alla griglia, è consigliabile bere molta acqua, evitare l'associazione di alcolici per facilitare l'eliminazione delle tossine e associare alla carne alimenti ricchi di fibre come le verdure, che svolgono anche il ruolo di antiossidanti. A tale scopo vanno consumate preferibilmente crude, a eccezione del pomodoro. Protagonisti delle nostre tavole sono anche gli insaccati.
in genere ricchi di nitriti e nitrati. Quindi è giusto che vi dia questa informazione perché è importante evitare i primi. Anche sulle etichette degli alimenti appaiono con le sigle E249 e poi anche E250, o perlomeno ridurli al minimo e consumare anche con moderazione i secondi sulle etichette con le sigle E251 e poi anche E252, in quanto meno pericolosi. I nitrati in particolare, se associati al consumo di acido ascorbico, cioè la vitamina C, possono essere assunti senza troppo timore, grazie alle proprietà benefiche esercitate dalla vitamina C, che ne inibisce la trasformazione del ben più dannosi nitriti. Buona regola è anche quella di evitare di riscaldare i cibi contenenti nitrati, poiché il calore ne facilita la trasformazione in nitriti. E poi parliamo del fritto. Sì, ma con moderazione. Piace molto, ma è sconsigliato da tutti i guru del salutismo. Tuttavia, un'innovativa ricerca sul fritto ha messo a confronto i valori nutrizionali e in particolare l'assorbimento di oli e grassi da 20 metodi diversi di frittura. Quindi il risultato è che il fritto può anche essere salutare, anti-invecchiamento e affatto grasso. Il segreto sta nella temperatura, che deve essere bassa, nell'olio utilizzato, cioè l'extravergine di oliva, del tipo e nella quantità di rivestimento dell'alimento. Meglio solo farina. Anche il sale, se non usato con parsimonia, cioè non più di 8 grammi al giorno, può diventare un nemico per la nostra salute. Ecco un trucco per non eccedere. Così come nei dolci si usa aggiungere un pizzico di sale e invece nei piatti salati ho aggiunto un po' di zucchero, quindi 2/3 di sale, 1/3 di zucchero. In questo modo si esalta il sapore, ma diminuisce del 33% la quantità di sale necessario. Quindi se volete posso riassumere in breve tempo, ecco le regole, per esempio di base da tenere sempre presenti. Quindi evitare eccessi calorici e svolgere regolare attività fisica, ma bastano anche delle camminate, non c'è bisogno di andare in palestra, in modo di mantenere il peso forma e non appesantire troppo, perché è importante non superare i 5 kg di sovrappeso, ridurre l'apporto percentuale di grassi, integrare la dieta giornaliera con alimenti ricchi di vitamine, cioè agrumi, vegetali, ad alto contenuto di carotene e ortaggi e anche fibre vegetali. Si consiglia pertanto di includere nella dieta almeno 4 porzioni al giorno di verdura o di frutta. Limitare l'assunzione di bevande alcoliche e anche quelle molto zuccherate. Preferire al sale insaporire con le erbe aromatiche. Ridurre il consumo dei cibi conservati, soprattutto mediante salatura e affumicatura. Evitare cibi fritti preparati a elevate temperature e sostituire a volte la carne con pesce e legumi, proteine e vegetali. Con questo vi saluto, vi ringrazio e ci sentiremo la settimana prossima. Grazie a tutti. Avete ascoltato? Lo sapevate che...